buonasera a tutti quanti. Un attimo solo che attacca il momento Jack. Vorrei cogliere un attimo l'occasione per ringraziare i tecnici che sono una colonna portante di ogni spettacolo. Ricordatevi che ogni spettacolo che ci sta è frutto di un grande lavoro che ci sta dietro. E ringrazio i miei colleghi Pasquale, Francesco, Maurizio, Massimo Luzzi in sala e chiaro ci sta che non mi ricordo. Finalmente posso starle un poco accanto, sono miei tutti i pensieri suoi. Grazie a Dio ho lavorato e il bambino ha già mangiato e lei dalle mani fredde trema un po', ma quanto amore mi sa dare lei però. Sono giù e avrei voglia di morire, mi fa piccolo e importante con un sì. Giorno nuovo dopo giorno, una lacrima, un sorriso, come triste e lunga questa attesa. Il lavoro è sempre uguale, c'è per un poco da sperare, lei dalle mani fredde trema un po', ma quanto amore mi sa dare lei però. Anche quando sono giù e avrei voglia di morire, mi fa piccolo e importante con un sì. Senza un letto per dormire, ma no, senza amore no, non può morire. Bravo! Senza amore non può morire, non può morire. Bravi. Grazie mille. Bravi. Già vanno presentati i miei musicisti, i popolazionisti, la Pola Polo, Maestro Pagano, Giulio Vidoni,
Andrea Cioffi e Lucia Signorillo. Grazie mille. Aspetta, no, sono rimasto folgorato dalla visione di tutta questa energia, no? Scusa. No, questo l'ho capito, perciò un po' lunga. Da dove vieni? Che quartiere, che città, che paese? È un quartiere più malfamato ovunque. Certo, non ha detto mica una bugia, Io una volta andavo a precisare a Renella, ma tanto mi vedono in giro, è la stessa cosa. Dicono tu sei dei quartieri spagnoli, sicuramente. No, dico sempre, mi scagliano qualche periferia, cose. Il fatto di Troisi, no? Che diceva che è napoletano, non può viaggiare perché diventa emigrante. Questo giovanotto, soltanto perché si presenta come vuole, viene per no, quello è pure un po' dalla situazione sociale, no? Ma tuo papà, tua mamma che lavoro fanno? Poi mi ha impiegato, però... Avete una bella casa al Vomero, avete... No, Piscitella è in vitto. Oh. Sei proprio in periferia, allora, ti riconoscono. Vomero vitto posso fare, ti riconoscono. Bravo. Grazie mille. Grazie anche a voi, spero di